Entro la fine del mese di ottobre l'ufficio postale di Fontanelle riaprirà al pubblico, è quanto ha dichiarato il direttore provinciale delle poste Carola De Paulis, contattata telefonicamente. La De Paulis ha spiegato che la filiale riaprirà i battenti appena saranno completati i lavori interni che riguardano la sostituzione dei banconi distrutti e delle vetrate, dei vetri interni ed esterni della porta di entrata ed inoltre la messa in sicurezza dei locali. Quindi, conclude il direttore, la filiale di via Pancamo sarà riconsegnata ai residenti di Fontanelle entro la fine del mese. L'ufficio era stato chiuso dopo il tentativo di furto dello scorso 13 settembre e trasferito momentaneamente dal 1° ottobre nei locali della posta centrale di Agrigento di piazza Vittorio Emanuele, apportando non pochi problemi e disagi ai circa 10.000 residenti del quartiere satellite di Fontanelle, che costretti a spostarsi ad Agrigento con mezzi propri o con il bus, incorrevano in problemi di parcheggio ed interminabili file. Considerato che Fontanelle è un paese più di 10.000 abitanti, non si può tenere un ufficio postale chiuso per tutto questo periodo. Un modo di operare errato, forse ci siamo abituati e lo riteniamo magari che sia normale, ma non credo sia così il discorso. Chi ha necessità è costretto a rivolgersi all'ufficio postale di piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Anche là abbiamo un problema di posteggio, un problema di sovraffollamento, ritengo che il nostro ufficio dovrebbe funzionare al meglio. L'ufficio postale è una cosa utile per noi di Fontanelle, perché ormai la zona è vastissima, sono più di 10.000 abitanti, cioè, mancando un ufficio postale qua poi si va tutti al quadrivio Spinasanta e poi ci vuole la forza pubblica per dirigere il traffico delle persone. Questo comunque ci vuole ed è una cosa molto necessaria. Situazione ancora più critica per gli anziani che sono costretti a lunghi spostamenti per il ritiro della pensione. Ma anche per le pensioni anziane, che ce ne sono parecchie a Fontanelle, che sinceramente insomma sono un po' a disagio. Quindi ancora pochi giorni e l'ufficio postale di Fontanelle aprirà i battenti.